programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Cosa c'entra la body percussion, la body music con Cronache Trevigiane? Beh, c'entra perché in questa puntata che sta iniziando parliamo di energia. In particolare incontriamo il presidente di Ascotrade, Stefano Busolin, che ha appena lanciato una campagna, eccola qui, Energia dalle nostre mani. Una campagna che nasce da una ricerca di SVG. Da questa ricerca, Presidente, cosa è emerso? Beh, emerge innanzitutto che il mercato oggi è maturo per il cambiamento. Il mercato è maturo per le proposte commerciali e questo è quello che i nostri competitor nazionali stanno già facendo, hanno già messo in atto nel nostro territorio. Con questa presentazione di oggi parte ufficialmente la nostra campagna di comunicazione. Scendiamo anche noi nel ring, accettiamo la sfida e cercheremo di andare a conquistare nuovi territori e nuovi clienti. Ecco, perché a sentir dire che ad esempio la vostra azienda che storicamente propone del gas, oggi vende anche energia elettrica. Ecco, ci spieghi cosa è successo in questi anni? In verità l'energia elettrica noi la vendiamo già da qualche anno, è frutto di una liberalizzazione che nasce nel 2003, negli anni i cittadini, le imprese hanno capito che il mercato è libero e oggi contano le proposte commerciali, conta la capacità di stare sul mercato, sul territorio, conta anche la capacità di farsi conoscere bene. Ecco, voi vi siete avvalsi della creatività dello studio Lanza di Venezia per ovviamente dar vita a quella che è un'intuizione, no? Energia dalle nostre mani attraverso il metodo BAPNE, che è una body percussionista, possiamo dire così, un maestro di quest'arte che porterà il vostro messaggio attraverso degli spettacoli nelle piazze. Sì, lo studio Lanza si è aggiudicato la gara che avevamo commissionato in primavera di quest'anno, nella primavera di quest'anno ci hanno veramente coinvolto con le loro idee, con la loro creatività e loro per primi ci hanno sottoposto la visione del sistema BAPNE. Che cos'è il sistema BAPNE? È questa energia che viene sprigionata dal corpo. Noi trasferiremo, è nostra volontà trasferire questa energia dal corpo, la trasferiamo nella campagna di comunicazione per dare un'idea ai nostri clienti, ai nostri futuri clienti, che siamo i primi attori della nostra energia, siamo i primi attori delle nostre scelte, noi lo facciamo in azienda e ci auguriamo che i nostri clienti lo vogliano fare assieme a noi. Nella seconda parte di Cronache Trevigiane ascolteremo, vedremo le immagini di questo spettacolo e poi andremo a scoprire anche finalmente questo nuovo spot che è nato in queste settimane estive. Grazie al Presidente Busolin, ci fermiamo qui, tra poco altre testimonianze per parlarvi di energia e di impresa. La marca Autoservizi continua a crescere in qualità e affidabilità. A dirlo sono i suoi clienti. Un'indagine sulla qualità percepita dagli utenti della stessa azienda trevigiana di autotrasporto ha dato delle risposte significative e positive. Sono circa 10 anni che la marca usa questo sistema e di servizio da allora è sensibilmente migliorato. Siamo molto orgogliosi di queste risposte perché ci fanno capire il grado di soddisfazione dei nostri clienti, che io preferisco chiamare utenti, perché è un servizio pubblico quello che noi diamo e quindi non un servizio commerciale. L'indagine sulla percezione dei servizi La Marca è stata condotta su un campione di circa 450 utenti, di cui il 97,4% ha risposto che considerano i bus della società in questione altamente sicuri. Molto alto anche il livello di sicurezza personale a bordo. Il giudizio positivo arriva dal 96,9% degli intervistati. Infatti, quasi il 90% si dice soddisfatto delle azioni di vigilanza e di controllo svolte dal personale di bordo. È un percorso che noi abbiamo cominciato qualche anno fa in collaborazione con la Polizia Stradale, con i Carabinieri e con i nostri vigilanti per poter dare un servizio molto qualificato e molto sicuro ai nostri utenti. 9 passeggeri su 10 si dichiarano soddisfatti del livello di comfort, mentre per circa l'80% degli intervistati la pulizia a bordo dei mezzi di La Marca è soddisfacente. Quasi totale è anche la soddisfazione per i servizi aggiuntivi che La Marca dà ai propri clienti. Il periodo sperimentale è finito, da settembre cominciamo a rendere operativo questo sistema. Abbiamo visto in questo periodo dei cambiamenti molto
interessanti e soprattutto abbiamo quasi cancellato l'evasione che c'era sui nostri mezzi. Un appello che voglio rivolgere a tutti i giovani è quello di registrarsi, perché molte volte abbiamo constatato che per pigrizia il giovane con l'abbonamento in tasca non si registra, e questo è un grave fatto, perché il controllore potrebbe verificare questo atteggiamento dei giovani, applicare una multa che poi non sarebbe più eliminabile. Movimarca, il sistema di bigliettazione elettronico che darà mobilità all'utente in tutta la regione con un biglietto unico, ha incoronato la marca come un'azienda altamente innovativa a vantaggio della propria clientela. Ora bisogna fare attenzione, perché chi non registrerà la propria salita a bordo dei bus incapperà nelle sanzioni previste. Facciamo quindi questo gesto per viaggiare in sicurezza. Parte da Vedelago e corre nelle terre del Giorgione e del Palladio. Non perdere il 2 ottobre la prima maratona della Castellana. In piazza anche l'Expo da vedere e da gustare. Il 2 ottobre anche mini run per famiglie e per adulti. Main sponsor: Credito Trevigiano, Asco Trade, Artuso Legnami, Super Betton. Special partner: Terme Abano Montegrotto. Come promesso rientriamo in questo studio ideale, vi stiamo parlando di energie, di scenari del presente e del futuro. Non potevamo non incontrare il presidente di Ascopiave, il dottor Zugno. Allora, presidente, buona giornata. Intanto diamo un po' il polso della situazione per questo gruppo targato trevigiano. Sì. Beh, il polso direi che pulsa molto bene, la semestrale si è chiusa con un margine operativo lordo di quasi 60 milioni, in crescita rispetto alla semestrale dell'anno precedente. Purtroppo registriamo quella che il governo ha applicato, questa Robin Hood che pesa 7 milioni e mezzo e che quindi fa scendere il risultato finale a 15 anziché ai 23 di forse un mese fa, in assenza di questa tassa. Soci di questo gruppo sono i comuni, ad esempio? Sì, il 63% di Ascopiave è detenuto dall'Asco Holding e che sono 93 comuni qui prettamente della Pedemontana. Lo scenario delle energie sta mutando e ci saranno rivoluzioni anche nei prossimi anni. Da qui la necessità di competere ai massimi livelli. Ma certamente, ormai il mare si sta agitando sempre di più, è un mare forse sempre più in tempesta, la barca nostra è buona, solo che bisogna corazzarla sempre di più per poter navigare e competere anche con gli altri, anche se stiamo parlando di colossi come Enel, Eni e Edison. Presidente Zugno, grazie per questa testimonianza. Noi nella seconda parte di Cronache Trevigiane ci ritroveremo in Piazza dei Signori per testimoniarvi invece questo spettacolo di Body Music. Con il corpo si scaturisce energia, questo diciamo è il tema della campagna promozionale di Asco Trade. Ci vediamo tra poco invece con il presidente degli industriali di Treviso che ci parla sì di energia ma anche di crisi e di industria. A tra poco. APVF, l'associazione produttori ortofrutticoli veneto-friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APVF, che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APOVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto-Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8 dipende, cassettine da 1 chilo, 2 kg e si manda subito in distribuzione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo
cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno della differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. ApoVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione e questa è una garanzia. Rientriamo in questo studio ideale, vi stiamo parlando di energia, di un'azienda trevigiana che lancia un'offensiva al mercato delle energie, prima di trasferirci poi in Piazza dei Signori per quello spettacolo che vi abbiamo annunciato, ma volevamo ovviamente sentire anche l'opinione del presidente di Unindustria Treviso Vardanega. Presidente, buona giornata. Allora, un'azienda, Ascotrade, si può dire costretta anche a fronteggiare i colossi dell'energia. Questa liberalizzazione cosa ha portato secondo lei? Beh, diciamo che il mercato dell'energia ha visto un importante intervento legislativo nella direzione della liberalizzazione. Peraltro la liberalizzazione a mio avviso non è ancora compiuta, nel senso che evidentemente il mercato dell'energia risente ancora della presenza di società con posizione dominante che possono condizionare anche l'andamento dei singoli affari. Per cui il fatto che una società come Ascotrade, che è una società del territorio e come tale è una società partecipata da enti pubblici, è una risorsa certamente importante. Sappiamo quanto pesi l'energia nei bilanci delle nostre imprese, perché tutto quello che va nella direzione di assicurare maggior competitività e maggior trasparenza nella gestione dell'energia non può che trovare il favore della nostra associazione. Ricordo che la nostra stessa associazione è impegnata su questo settore attraverso una società che da diversi anni approvvigiona e distribuisce energia elettrica ai propri associati, perché l'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle nostre aziende del territorio, se vogliamo che questo territorio continui a essere competitivo, materie prime e di tipo energetico a condizioni di prezzo più compatibili rispetto ai competitori stranieri che possono contare su differenziali piuttosto importanti, anche dell'ordine del 20-30%. Presidente Vardanega, grazie a Unindustria. Noi ci fermiamo qui per una piccola pausa e poi nella seconda parte tante sorprese, come promesso. A tra poco. Con un piccolo gesto, il tuo viaggio con il pullman La Marca è più sicuro. Oggi è in vigore il nuovo sistema elettronico di bigliettazione. Basta avvicinare la card alla nuova validatrice e il microchip farà il resto. Con abbonamento o biglietto la validazione è sempre obbligatoria. Con la card elettronica alla Marca, in futuro si potrà viaggiare in tutto il Veneto anche con altri mezzi e acquistare servizi. Movi Marca. Con un piccolo gesto sei un grande. Movi Marca. Con un piccolo gesto sei un grande. La validazione è obbligatoria ad ogni corsa. La Marca Card è una ricaricabile. E rieccoci allora in Piazza dei Signori, come promesso, per raccontarvi questo spettacolo targato Ascotrade, uno spettacolo di body music, body percussion con Javier Romero, un maestro di quest'arte, un linguaggio del corpo. Sentiremo l'energia, parleremo anche con chi ha creato uno spot che vedremo nel corso della trasmissione, ma intanto andiamo a vedere come è iniziato questo spettacolo, perché tutto è iniziato da una zanzara.
Il vino di oggi è Asolo Prosecco Superiore di OCG, è un millesimato, un 2010. L'azienda è la Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani. Siamo a Montebelluna, un'espressività importante del nostro territorio in provincia di Treviso. Il colore è certamente tipico di questo vitigno, questo giallo paglierino con dei riflessi verdolini. Belle anche queste bollicine, sono fini, numerose, persistenti. Proviamolo al naso. Al naso è delizioso, estrema fragranza, queste note certamente legate al mondo della frutta e al mondo dei fiori. La pera, la mela, certamente alcune note vegetali finali con muschio leggero finale e presenza di lieviti, belli ed eleganti. Proviamolo in bocca. Bello, elegante in bocca, certamente importante per un importante antipasto. Direi un brindisi tra amici assaggiando assieme delle verdure fritte. Evviva! Rosa Bruna, uno spumante metodo classico da uve raboso al 100%. È uno spumante che sosta a lungo sui lieviti ed è dell'azienda di Giorgio Cecchetto di Tezze di Piave. Una novità in tal senso per quanto riguarda una produzione, quindi per dimostrare la ecletticità di queste uve. Dal colore rosa cupo, buccia di cipolla, centrato, evidente, quindi molto elegante questo colore. Del resto è anche vero che se osservo le bollicine sono persistenti, fini, piacevoli da notare per questa lunga sosta sui lieviti. Al naso è un insieme di fragranza, è un insieme di fragranze di frutta di bosco, è un insieme di fragranze di ribes, è un insieme di fragranze di lamponi, di fragoline, nello stesso tempo anche quella sensazione che determina un po' il tipo che è la foglia di tè. Al palato evidenzia la sua eleganza, vivace, sapido, asciutto, con una sensazione finale che trasferisce al retrogusto proprio queste caratteristiche dei frutti di bosco. Io direi di accompagnarlo con dei paccheri alle melanzane o perlomeno anche con delle tagliate di tonno all'aceto balsamico. Parte da Vedelago e corre nelle terre del Giorgione del Palladio. Non perdere il 2 ottobre la prima maratona della Castellana. In piazza anche l'Expo da vedere e da gustare. Il 2 ottobre anche mini run per famiglie e per adulti. Main sponsor: Credito Trevigiano, Asco Trade, Artuso Legnami, Super Betton. Special partner: Terme Abano Montegrotto. Torniamo in questo studio ideale ancora a Piazza dei Signori per questo spettacolo di body music, body percussion con Asco Trade, ma questa idea di questa campagna pubblicitaria, promozionale, di questa azienda che vende energia, è dello studio Lanza e le idee fanno ancora la differenza. Eccoci assieme a Massimo Lanza. Allora, buona giornata Massimo. Allora, com'è nata questa idea? Ma come tutte le idee nascono sempre di colpo, si parte sempre che un problema sembra irrisolvibile, poi c'è un punto magico in cui tutto si svolge e prende corpo lentamente, parte un'idea in dialogo fra la coppia creativa che è un'arte e un copy, ci si dibatte, viene fuori l'idea, un po' alla volta questa si realizza e si materializza. Questo è uno di quei casi in cui un'idea completamente fuori da quello che stavamo pensando, cioè la concentrazione orientale, partendo da un punto opposto siamo arrivati a questa. Energia dalle nostre mani, quindi energia di questa terra, di queste persone. Sì, perché la cosa più importante che noi abbiamo trovato in questa campagna, che era anche nel brief, era il fatto che c'è una contribuzione della società che distribuisce, che poi è la stessa società che è composta degli stessi comuni, quindi sono i cittadini che fanno tutto questo, è interno, è un circolo virtuoso di energia che resta tra loro. Quindi l'energia delle nostre mani è che
siamo quella che la usiamo, ma siamo anche quella che la produciamo. Certamente, energia, in questo caso gas, elettricità, però voi siete energia del territorio, però voi siete innamorati della musica e soprattutto di questo personaggio, Javier Romero, un professore universitario spagnolo che fa questa didattica, diciamo così, musicale. Fa didattica, vero. Cioè lui ha questo utilizzo del linguaggio del corpo, ma soprattutto usa questa cosa anche con i bambini, soprattutto per tirare fuori l'energia che hanno, a volte repressa da questa società che è piena di vizi, e per ritornare all'energia primordiale che loro hanno, che è intensa, e lui la tira fuori bene, e la vedrete, insomma. Diciamo qualcosa anche di Pierangelo, che ha contribuito? Pierangelo è il copy, io sono l'arte, lui è il copy, il dialogo fra noi, cioè io sono quello che pensa per immagini, lui pensa per parole. Il dialogo è sicuramente uno scontro dialogo, un arrivo insieme per opposti, una volta uno fa il diavolo, uno fa la contraddizione, però insomma si arriva sempre insieme. Sono anni di lavoro e anni di conoscenza. Certamente, di feeling, come si dice. Grazie a Massimo Lanza, grazie a Pierangelo Federici. Noi ci fermiamo qui e tra poco le conclusioni, e con i nostri microfoni speriamo anche Javier Romero. A tra poco. Stabiuzzo e le sue origini. Un libro per raccontare la storia di un paese, o meglio le tante storie, tradizioni e ricordi che hanno segnato il percorso secolare di Stabiuzzo. Un progetto che nasce dalla volontà di raccogliere la memoria storica del territorio, maturata nel corso degli ultimi 20 anni attraverso la mostra dell'antiquariato di Stabiuzzo, come ci spiega il presidente della mostra, l'ingegner Domenico Dalbò. Siamo partiti negli anni 80 e negli anni 90, avevamo istituito la mostra dell'antiquariato che era a carattere annuale, e abbiamo sempre pensato che con gli introiti di fare un libro su Stabiuzzo. Ma quali sono le storie raccontate nel volume? Ce ne parla l'autrice Sonia Miniello. La storia del nostro territorio, di Stabiuzzo, dalle sue origini, dal tempo dei Veneti, fino ai Novecento, con la prima e seconda guerra mondiale, perché questo è un luogo anche dove è stato versato molto sangue. Un'iniziativa esemplare per la capacità di valorizzare il patrimonio veneto, sostiene il presidente Leonardo Muraro. Questo libro è una testimonianza della ricchezza di questo patrimonio storico che abbiamo nella nostra provincia, che dobbiamo ancora di più valorizzare, sicuramente inserirlo anche nei nostri circuiti turistici per la valorizzazione della storicità di questi luoghi. La Proloco di Cimadolmo ha voluto sposare un progetto che mette a disposizione delle nuove generazioni le eredità storiche del territorio, afferma il presidente Graziano Dall'Acqua. Noi le abbiamo raccolte, noi insieme alla Grangia, le abbiamo raccolte in questo volume, e sicuramente sarà una cosa che verrà messa ai posteri. Stabiuzzo e le sue origini è il volume conclusivo di un percorso, ma non l'ultima iniziativa di un territorio che ha ancora molte risorse in termini di cultura storica. Sentiamo l'ingegnere Dalbò. Siamo, ripeto, sponsor di qualsiasi altra iniziativa che possa tradursi o in scavi archeologici, perché qui abbiamo la pieve di San Maurizio che è importantissima, è la pieve del 300, ma anche per studi precedentemente al 300. Ed eccoci di nuovo in questo studio ideale dedicato all'energia, alla body music, a questa energia sprigionata dal corpo, e come promesso nelle conclusioni spettano al protagonista di questo spot, di questo spettacolo, ovvero Javier Romero, che saluto e che è qui insieme a Stefano Busolin, presidente di Ascotrade. Buona giornata. Allora presidente, lo spettacolo è andato in onda, diciamo così, che serata è stata? È una serata speciale, direi, per Ascotrade. Spero sia stata una serata speciale anche per i trevigiani numerosi che erano presenti in questa bellissima piazza. È stato il lancio ufficiale del nostro spot, da domani saremo su tutte le televisioni, saremo sulle radio, inizia ufficialmente la nostra campagna di comunicazione. E testimone di questa campagna è proprio questo professore di Alicante che fa questa didattica, ce la spieghi? Sì, c'è una didattica della percussione corporale, del body percussion, che l'abbiamo utilizzato per gli spot di Ascotrade, per generare energia, per fare un'energia naturale, giovane e molto energetica, che alla fine è il discorso della campagna pubblicitaria di Ascotrade a Treviso. E questo è un metodo, no? Un metodo BAPNE, se non sbaglio, che significa? È la sigla della parola biomeccanica, anatomia, psicologia, neuroscienza e etnomusicologia, per lo sviluppo dell'intelligenza multiple.
rinnovabili. Presidente, l'idea, questa energia dalle nostre mani per significare un'azienda del territorio che dialoga con il territorio, ma anche un testimonial che riporta l'attenzione di Ascotrade per il sociale, per le famiglie. Un'azienda del territorio che vende energia non poteva non fare uno spot che trasmette energia, non poteva non fare uno spettacolo che speriamo abbia trasmesso tanta energia, la stessa energia che vorremmo trasmettere ai nostri nuovi clienti. L'impegno sul sociale c'è, siamo peraltro in un momento difficile, abbiamo in arrivo delle convenzioni che metteremo in atto a breve con i comuni, vogliamo essere vicini ancora di più, essere clienti Ascotrade significa anche portare risorse al territorio. Se andiamo e se diventiamo clienti di altre aziende che sono lontane dal territorio, le risorse se ne vanno. Diventate clienti Ascotrade, lascerete le risorse sul territorio e i nostri comuni potranno così reinvestirli nel territorio stesso. Ecco, Javier, vogliamo salutare gli amici di Cronache Trevigiane? Sì, un saluto a tutti e attenzione! Allora, grazie a Javier, grazie a Stefano Busolin, presidente di Ascotrade, e proprio in conclusione, allora vi sveliamo il lavoro, questo spot realizzato in una notte di questa estate 2011 qui in Piazza dei Signori, e Cronache Trevigiane invece tornerà come sempre la prossima settimana. Ascolta. Energia dalle nostre mani. Un programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z